Ed eccomi qui, un nuovo sabato e quindi nuova diretta e nuova live. Non so se qui. Ho scritto una cosa e la tastiera, vabbè. Non so come leggerò i vostri commenti, mi sa che devo prendere il telefono perché praticamente ho scritto un commento nella chat per regalarmi un like e le solite cose che ormai già voi sapete, iscrivervi se ancora non l'avete fatto e condividere sui social, sempre la solita solfa. Bene, detto ciò, io andrei a passare direttamente alla ricetta che poi troverete sul mio blog Giallo Zafferano Irex e Fornelli. Poi troverete il link nell'info box, quindi non vi preoccupate. Prima prendo però il telefono perché non riesco a leggere la chat, non so cosa sia successo. Come ho detto prima, ho fatto un dannino e quindi così. Ciao Video Ionica, ciao, benvenuto. Un attimo che prendo il telefono, un attimo, non me l'aspettavo sta cosa. Cioè, era meglio che non scrivevo niente, gli imprevisti della diretta. Così, se mi pare. Vabbè. Benvenuti a tutti, Io per ora non vi sto leggendo perché non so. Allora, un attimo solo. Vabbè, intanto che si apre qua internet, elenco gli ingredienti. Ci occorre un disco di pasta brisè che io ho già preparato e di cui trovate la ricetta, poi troverete qui in alto nelle schede. Quindi vi verrà facile nelle torte salate e company, nella playlist. Poi 2 petti di pollo che io ho già tagliato a tocchetti, 3 peperoni che io ho già pulito, ho già fatto tutto in anticipo oggi perché non volevo perdere tempo e così. L'ho tagliati, l'ho puliti, quindi l'ho privati dei filamenti interni, dei semini e tutte queste varie cose. Mezza cipolla che ho già tritato finemente, 2 cucchiai di salsa di soia, quindi sarà una ricetta anche un pochino etnica, una mozzarella, pangrattato cubì, spezie quanto basta, olio extravergine e parmigiano che io non ho. Benissimo, allora vediamo se qui ok, si è aperto. Così vedo la chat da qua. Scusate per questo inconveniente, ma non so come si leva da lì. Ok, perfetto. Poi, se voi avete qualche idea da propormi per qualche argomento da trattare oggi, me lo scrivete nei commenti, così io già mi faccio un'idea e poi dopo, quando finirò di preparare la quiche, ne parleremo insieme. Ok, iniziamo da versare un filo d'olio nella padella e inserire la cipolla. Quindi accendiamo qua, filo d'olio, cipolla che ho tritato finemente. Oggi che fine hanno fatto tutti? Si sono dimenticati di me? Regalatemi like, mi raccomando. Poi aggiungo le spezie, già a crudo così, perché con il calore si enfatizzano di più il sapore.
Non ci fate caso se sono un pochino così, ma sono stanchissima, sono spossata alla grande. Infatti ho anche iniziato a prendere degli integratori perché quest'estate proprio mi sta buttando giù al massimo. Ora vi faccio vedere anche l'integratore che ho deciso di assumere. Ok, e questo lo lasciamo andare un attimino. Allora, io ho iniziato a prendere... Ciao, tento la fortuna, grazie per il like. Io abbasso lo schermo perché ho la chat qua che non si vede un tubo. Vabbè. Comunque sia. Ho iniziato a prendere questi dell'Equilibra. Vediamo come mi troverò. È un multivitaminico e quindi contiene calcio, ferro e tutte queste belle cose. Perché veramente, ragazzi, io poi soffro di pressione bassa. Quest'anno proprio sono a terrissima. Ciao, Sweet Sabri, benvenuta. Se vuoi regalami un like, io già l'ho scritto lì, quindi non mi vado a ripetere. Intanto qua si sta imbiondendo la cipolla. Devo uscire il pollo. Comunque non vi preoccupate per i peperoni, che magari possono sembrare che risultano non digeribili, ma cuocendoli a lungo questo problema si ovvierà. Quindi tranquilli. Poi io aggiungo un pochino d'acqua, perché, scusate il po' di là, si vede che sono stanca comunque. Meno male che la prossima settimana me ne vado, faccio il weekend e quindi troverete una live diversa dal solito. In una location diversa dal solito. Quindi sarà piacevole. Mesco il pollo. Quindi se avete qualche idea di argomenti scrivetemi che ne tratterò oggi molto volentieri. Questa torta salata è un piatto completo, ragazzi, dalla A alla Z, perché contiene sia vitamine. Ciao Violetta, benvenuta. Se vuoi regalami un like. Contiene sia carboidrati che proteine che verdure e quindi direi che è ideale anche da portare in un pranzo a mare, perché può essere servito anche come piatto freddo, però è appunto una pietanza sana. No, io ancora non l'ho cucinati, Sweet. I peperoni ora andranno con il pollo. Io cucinerò il pollo e i peperoni insieme e poi aggiungerò la salsa di soia che darà un tocco particolare. Mi sono dimenticata prima di dirvi che le zucchine l'ho grattugiate in questo modo. Ciao Gamers Lucky, benvenuto. In questo modo con la grattugia a fori larghi. Questo perché voi direte? Perché hai fatto questa cosa, Irene? E non le vai a cuocere direttamente con le altre cose, con le altre verdure e il pollo? Perché il pollo sia al forno, se non ci si mette qualche cosa per dare cremosità, risulta secco. Essendo che le zucchine l'ho grattugiate in questo modo, sprigionano più acqua e quindi io queste non le andrò a cuocere, ma cuoceranno direttamente nel forno e creeranno una sorta di cremosità maggiore alla torta salata.
che altrimenti non ci sarebbe. Allora, si mangia, Davide, mi sembra che l'hai scritto, la torta salata, la quiche, con peperoni, pollo e zucchine. Quindi una ricetta facilissima. Non vi preoccupate, gamers lucky. Allora, sweet. Io nella playlist Torte Salate e Company ho mostrato più volte come realizzare la pasta brisè. Poi voi potete utilizzare anche quella già pronta, però io non ve la consiglio. Cioè, guardate, questa l'ho fatta io. L'ho stesa, visto? E ho utilizzato 200 grammi di farina, vi do la ricetta ora, così senza magari che voi andate a guardare da nessuna parte, poi se andate a visionare i video mi fa piacere. 200 grammi di farina, 70 ml di acqua e 50 ml di olio di semi. Ok? Quindi è questo la situation, per capirci. Ora, nel mentre che lì poi non utilizzo uova, perché già abbiamo le proteine della carne, sinceramente non ho voglia di andare a utilizzare uova, anche perché, come ho già detto, non ce n'è bisogno, perché vado ad utilizzare le zucchine che danno morbidezza e cremosità alla quiche. Poi utilizzerò anche la mozzarella e quindi... Allora, io mentre che la cipolla si dora, abbasso lo schermo, ciao Patti. La bucherello con il rembi di una forchetta. Poi spargo di pangrattato. Il pangrattato servirà ad assorbire l'eccesso sia delle zucchine che della mozzarella. E questo lo mettiamo da parte. Ora alzo lo schermo e vado ad inserire all'interno della padella dove ho già messo, ciao Bijou, dove ho già inserito la cipolla tritata finemente e le spezie, vado a inserire i peperoni e il petto di pollo, i petti di pollo tagliati a tocchetti. Quindi peperoni, vi faccio vedere di nuovo. E il petto di pollo. Andate a dare un'occhiata al canale di Bijou, che in qualche modo mi ha sponsorizzato, perché ha replicato la ricetta dei miei cordon bleu di peperoni. Ok, ora do una mescolata e copro. Io non amo molto la carne, però infatti ci ho detto ieri sera a mio marito devo mangiare un po' di carne perché proprio mi sento morta. Siccome io non la amo, però ogni tanto bisogna mangiarlo.
per il ferro. Allora, io vi leggo da qua, perché la chat ho scritto un messaggio e non so come si eleva il fatto delle emoticons e tutte queste varie cose. Allora, in molti conoscevano la tua ricetta, sono contenta. Nemmeno io amo la carne. Io la sostituisco con i legumi, ragazzi, veramente. Io so che è sbagliato non mangiarla, cioè la carne fa male in generale, però almeno 1 o 2 volte a settimana va mangiata. È così. Allora, io ho messo la pasta brisè. Non mi vado a ripetere perché sennò poi chi riguarda poi la live dice ma questa dice sempre le stesse cose. Poi, Patti, se ti va, e anche agli altri che magari sono arrivati dopo, si riguardano la live dall'inizio. Così anche mi aiutate con i minuti di visualizzazione che mi fanno sempre comodo. È così. Mi fa piacere che proverai Sweet, mi fa molto piacere che proverai la pasta brisè. Ok. Se sapete come si toglie le emoticons di qua dalla chat, me lo potete dire che così io vi leggo da qua invece che leggervi dal telefono, che secondo me è meglio. Poi vi ricordo che se avete qualche argomento da consigliarmi, di cui appunto potremmo parlarne oggi, me lo potete scrivere nei commenti. Ok, Sweet Sabri, no? Mi fa molto piacere. Io ora do una girata al... Sentite come sfrigò. Se è necessario, aggiungete anche un po' d'acqua. Io passerei pure. Cioè veramente ragazzi io non vedo l'ora che arrivi il prossimo weekend perché così mi vado a rilassare. Ah, veramente ci vuole. Sì, grazie. Questo è nuovo. Infatti ve ne volevo parlare dopo, dirvi la verità, però dato che ne hai parlato tu, Patti, già ve lo dico, non è un vestito, è una tuta. È una tuta con i pantaloncini corti, giusto? E con la schiena scoperta, però mi viene un pochino larga perché ho preso la S, io prendo XS, però mi piaceva troppo la fantasia e l'ho comprata. Questa l'ho presa da Candida, dal negozio a 12 euro. E in più, proprio la scorsa domenica, se voi non mi seguite su Instagram fatelo perché io lì metto tutto quello che faccio, diciamo, in sostanza. E ho messo anche i miei ultimi acquisti, questi 2 acquisti. E poi ho preso questa, che io me ne sono innamorata. Magari il colore non mi starà benissimo, perché io sono bionda, col giallo, insomma, un pochino stona. Però a me è piaciuta, non ci posso fare niente. Questa è di Stradivarius e l'ho pagata solo 10 euro. Secondo voi ve la lasciavo lì? Non esiste. Guardate. Allora, è a manica lunga, quindi va bene per la stagione primaverile, cioè quando ora farà anche più freschetto. E qui si allaccia con un laccetto, un fiocchetto. Cioè, semplice, nel senso però è molto semplice ma allo stesso tempo particolare perché è tutta floreale.
Non so se si è capito che io amo questo tipo di fantasia. Non so se si è capito. Io adoro. Allora, comunque, io vado, vedevo prima Sweet Sabri, mi ha chiesto se vado in vacanza. Io vado il prossimo weekend, per fortuna, perché veramente sono morta. No, non è grande, sembra grande, ma non è grande. È XS, quella è XS. Veste stretta, sembra grande ma non lo è. Poi messa all'interno dei pantaloni è a posto. Andrò un weekend nelle zone di Messina, quindi vicino da me, sempre qua in Sicilia. Però serve perché uno un pochino si deve rilassare e sta a spina. Però il prossimo sabato, anche se io sarò in vacanza, una breve live. Se il wifi, cioè, se lì ci sarà il wifi, ve la farò una breve live per mostrarvi cosa faccio, cosa c'è di bello e tutte queste cose. Quindi non ti preoccupare, Patti. E infatti, Bijou, mi sento, io l'ho detto poco fa, avrò carenza di vitamine, mi sento proprio a terra. L'avete presente a terra? A terra. Però, sì. Ora prendendo gli integratori penso che mi risollevo. Ciao Invenzioni, grazie per il like. Sì, tutto bene, un pochino stanca, però tutto bene. Tutto benissimo. Sì, sì, io sono col ventilatore acceso, ragazzi, ma veramente. Che ho fatto? Si spegne? Oh no, è troppo basso. Prima era troppo alto e ora è troppo basso. Vabbè. È così. Stavo dicendo, sono col ventilatore acceso, però sento sempre caldo. Io di solito sono una persona che soffre maggiormente il freddo. Sono nata freddolosa, sarà perché appunto sono del mese di novembre, però non ho mai sofferto il caldo io. Mai. A parte il discorso della pressione bassa, però quello non è niente di che. Cioè, alla fin fine, basta prendere le giuste precauzioni e si sta attenti. Comunque, prima di andare in live, vi volevo dire una cosa. Ho visto una persona, infatti ho eliminato tutti i commenti, perché a me queste cose mi danno enormemente fastidio e l'ho già detto in precedenza, solo che giustamente questa era una persona nuova, non so se si è iscritto o meno, però la cosa che non mi piace è che ha scritto un commento, non ha scritto se si è iscritto oppure no, vabbè lasciamo perdere, e mi ha detto che è nuovo nel senso su YouTube, sulla piattaforma. Cosa ha fatto questa persona? Ha scritto a tutti i commenti, gli ultimi commenti del mio ultimo video, sotto ad ogni persona dicendogli se voleva passare nel suo canale. A me queste cose danno fastidio, ragazzi, io ve lo dico sempre. Infatti sono andate a finire tutte nella spam e c'erano 25 messaggi di questa persona. 21 25, non mi ricordo per la precisione. Precisamente, però era così. A me queste cose danno fastidio perché se tu questo non è un buon modo per farsi pubblicità sugli altri canali, non è cosa. Cioè io non vado negli altri canali, l'ho detto 50 miliardi di volte e lo ripeterò all'infinito.
Io non vado negli altri canali a dire ragazzi iscrivetevi al mio canale, oppure sotto i commenti delle altre persone che seguono quel canale vado a importunarli, perché significa questo, e a chiedergli di passare dal mio canale. Non lo so, io a me queste cose non mi quadrano. Sì, è successo anche a me, ora non ricordo il nome del tipo, ha fatto lo stesso. Cosa odiosa, hai fatto bene. Mm, qui da me è molto umido come caldo. No, qui è secco invece, non c'è umidità. Io preferisco il caldo, con il freddo e gli sbalzi di temperatura mi provano un'orticaria da freddo. Capito? Questa è la situazione. Io ripeto sempre la stessa medesima cosa. Se si ha di crescere in un canale, lo si fa a prescindere. Non c'è bisogno che tu bussi alla porta di ogni canale e chiedere un'iscrizione o di passare da te. Questo non è modo. Cioè, io cresco molto lentamente, l'ho ridetto, però già quest'anno, sì, vabbè. Questa settimana ho avuto molte iscrizioni e io di questo vi ringrazio uno ad uno. Però sono iscritti reali, non sono iscritti così che io sono andata a chiedere proprio di iscriversi completamente. Allora, vediamo. Io una volta superati i 1000 hanno iniziato gli haters. E vabbè, figuriamoci. Poi, Patti, gli interessano solo le iscrizioni, per il resto se ne fregano. Ciao Ralu, grazie per il like, che ho capito che me l'hai regalato. Un attimo, vediamo come va il pollo con i peperoni. A chi è arrivato adesso, se poi interessa la ricetta, io vi ricordo che potete riguardarla quando finirà appunto la diretta dall'inizio. Così capirete quello che ho fatto, se no mi viene un pochino incomprensibile la cosa. Allora, io direi che posso aggiungere, già ve lo dico, 2 cucchiai di salsa di soia. La salsa di soia darà un tocco etnico alla quiche. 2 o 1, ora vediamo, può essere anche 1, vediamo. Comunque sia, dà quel tocco in più, secondo me. Io adoro la salsa di soia. Poi se non vi piace, perché mi ricordo che mi pare Patti, a lei piace ma alle figlie non piace, non lo gradiscono, e potete metterlo. Io lo aggiungo perché trovo che ci stia bene. Ecco, 1, facciamo 1,5 per questa quantità, così. Perfetto. Perché dovete stare attenti con la salsa di soia perché è molto forte. Ora io faccio insaporire un po' il tutto. Io non ho portato il computer qua sui fornelli perché la batteria, quella che ho cambiato, mi sta dando gli stessi problemi della precedente, perché queste batterie del PC durano da Natale a Santo Stefano. In sostanza si scarica molto velocemente, quindi non vorrei che magari io lo porto lì sul fuoco e succede che si spegne. Cioè io poi che faccio? Quello è il discorso.
Ok, aspettate che vi leggo. Sì, infatti mi ricordavo, Patti, io per questo te l'ho detto. Sabri ha un sapore molto particolare ed etnico. Se ti piacciono appunto queste tipologie di piatti, te lo consiglio. Eh, io a volte quando mi dicono di guardare un canale ci vado per cortesia, ma solo se mi piace il canale poi mi iscrivo, altrimenti no. Infatti, tu lo sai che è la mia stessa filosofia. Idem per Sabri, che vedo che approva il suo commento. È così. Perché è inutile andarsi a iscrivere, l'ho detto sempre, andarsi a iscrivere a dei canali che non si fanno guardare, non ha senso. Non ti preoccupare, Lucia, non ti preoccupare. Come stai a proposito? No, infatti mi sembra che... Allora, un attimo che la prendo, eh. Io questa l'ho comprata a un MD, questa salsa di soia. Infatti, fermentazione tradizionale, naturale, ed è di... Quanti ml? Vediamo, non c'è scritto. Ah, 150 ml. Visto? Però è adatta per questo tipo di piatto. Una pezza. Guarda Lucia, oggi anch'io mi sento non benissimo. Eh, grazie Lucia. Ciao Nunzio. Nunzio, ma ho fatto una cosa io. Praticamente all'inizio della live ho scritto un commento. Ci siamo? E mi è rimasta la schermata con le emoticons e tutte le faccine accanto alla live. Come posso toglierla senza fare danno? Se lo sai, scrivimelo, perché la vorrei togliere per evitare di leggere i commenti sull'iPhone, sul telefono. Eh, sono dal PC io, Nunzio. Sono dal PC. Sono dal PC e c'è stato problema. Che io sinceramente non sapevo. Che se l'avessi saputo non avrei scritto il commento all'inizio. Però ora facciamo andare ancora un pochino il pollo e poi voi scrivetemi un argomento perché io oggi non so di che cosa parlare, ve lo dico. Ve lo dico, oggi sono caput e quindi se voi mi potreste aiutare, infatti ho messo anche una story su Instagram in cui scrivevo di consigliarmi un argomento per la live di oggi. Nessuno mi ha risposto e quindi ora sono un pochino nel pallone. Se voi mi potete scrivere un argomento mi fareste una cortesia, perché nel mentre che si cuoce la torta salata, che ci vorrà 25-30 minuti, vorrei parlare di qualcosa di interessante. Se voi avete qualche proposta, scrivetemela, perché mi fate una cortesia, l'ho già detto. Io non potevo rispondere, sto facendo turni di 12 ore al lavoro, ma può essere che le eclissi mettano di cattivo umore? Può essere, Nunzio. Io non sono di cattivo umore, ma sono completamente a terra, l'ho detto più volte. Poi divento, ciao Momo. Momo, io no, non ne sento caldo. Completamente. C'ho il ventilatore acceso.
Io non soffro il caldo solitamente, ma io oggi ho anche un pochino di mal di testa, sarà dovuto all'eclissi, non lo so, può essere. Non l'avevo, mi è venuto dopo. Ciao Cibomania, comunque io non sono un tipo che si lamenta, quindi è una live del sabato, a me fa sempre piacere tenervi compagnia e che voi mi teniate compagnia, quindi io non sono una persona che si lamenta. Però volevo spiegarvi il motivo che magari mi vedete un pochino così confusa o un pochino giù di morale per questo motivo. Non ci fate caso, solo per questo, punto. Eh, sì, infatti ora io ancora non l'ho acceso il forno, lo devo accendere. Vacanza è una tortura per chi non va come me, esatto. È un pochino pesante la situazione. Io penso che almeno una volta all'anno bisogna partire. Anche nella propria regione, non necessariamente bisogna andare a un Ululu, per modo di dire. Bisogna svagarsi la mente. Infatti, io già l'ho detto, mm, 3 giorni già mi bastano a me quest'anno. L'anno scorso ho fatto una settimana in Puglia e quindi non mi posso lamentare. Cioè, ho fatto una settimana in Puglia a luglio, mi pare, o a luglio ad agosto, non mi ricordo, solito. E poi sono andata ad ottobre a Cervignano, nella provincia di Udine, perché lì abbiamo festeggiato l'anniversario dei miei genitori che hanno fatto 30 anni di matrimonio e quindi abbiamo deciso di partire tutti insieme e fare una vacanza appunto lì, nella terra di origine di mia madre, perché mia madre è nata e vissuta lì. Io infatti, voi sicuramente non l'avrete visto, sicuramente, né uno e neanche due. Però se andate nei contenuti extra, ragazzi, lo potete vedere il viaggio in Puglia e il viaggio che c'è stato ad ottobre con la mia famiglia. Io ve lo consiglio, ve li consiglio anzi. Quindi, se siete curiosi magari di andare a dare una sbirciata, beh, 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 beh. Ciao Giusy, benvenuta, benvenuta. Eh, non mi posso... Ho il mare a 2 passi. Infatti ieri sono stata al mare, che bello, con vista Vesuvio, Vesuvio, bellissimo. Eh, io a Barcellona, sai che ci sono stata a Barcellona? Io a Barcellona ci sono stata anni fa, avevo un 14-16 anni, ci sono stata, però la Spagna, devo dire la verità, che non mi è piaciuta. Poi si è a gusti personali, eh. Con i posti è così. Allora, io un'ultima mescolatina. Ora, se voi vedete, poi lo vedrete, dopo di parole, il pollo, che ha un brutto vizio, è tipo duro. Però con il trucchetto che vi ho detto prima del discorso delle zucchine, che ho grattugiato in questo modo, se voi non l'avete visto ve lo faccio rivedere, con la grattugia a fori larghi, contengono più acqua, cioè sprigionano l'acqua. E quindi questo aiuta alla torta salata e quindi al petto di pollo non risultare duro come le corna.
come le pietre, che a me è una cosa che io odio. 2 ore e mezza di strada per andare a mare, Sweet, aiuto. Che ha fatto Nunzio? Nunzio per il gesto di solidarietà, quindi ho rinunciato alla... io sto ospitando un ragazzo su YouTube, sto leggendo il commento di Nunzio, che ha avuto difficoltà, è disabile, non sapeva dove andare, perché chi lo assiste vuole andare in vacanza, lo ha messo in difficoltà. L'ho detto nella scorsa live, Nunzio, e lo ribadisco, lo ripeto, che tu hai un cuore proprio enorme, grandissimo, ti meriti tanto, 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 e non te lo dico tanto ma perché veramente lo penso. E per quanto, cioè, se voi volete andare a dare un'occhiata alla scorsa live, fatelo, perché veramente abbiamo trattato argomenti fantastici, a mio parere naturalmente, perché ho parlato dell'amicizia e di tante cose. Il pollo qua è finito. E poi, prima di continuare, mi volevo scusare con te, Nunzio, io già te l'ho detto in privato, però mi voglio scusare pubblicamente, perché ho detto che io non avrei mai fatto il gesto che tu hai fatto con tua sorella, ma io non avevo letto appunto che tu ti stavi riferendo a tua sorella, ce l'ho detto, però in quel momento non ci ho pensato. Pensavo che parlassi di un'amica. E quindi mi dispiace aver frainteso. Io avrei fatto la stessa cosa, però, attenzione, non avrei dato tutti quei soldi, questo sì, avrei dato una piccola parte per aiutarla, perché è sempre su mia sorella, se fossi stata nei tuoi panni sì, l'avrei aiutata con una piccola parte, però non con tutti quei soldi, te l'ho detto già in privato. Però ognuno fa quello che vuole, sono scelte libere, quindi tranquillo, completamente. Bene, detto ciò, io continuerei con la ricetta, così inforniamo e finiamo tutto quanto. Allora, io intanto preriscaldo il forno a 180 gradi. Ok, ora qua ci sono le zucchine. Poi se vi perdete qualche ingrediente, qualche cosa, vi ricordo che trovate tutto sul mio blog Giallo Zafferano Irex Fornelli, che molti mi hanno scritto anche l'altro giorno, molti, Serena, Sere Channel, mi ha scritto che non vedeva bene gli ingredienti. Quello è stato un mio errore, magari la prossima volta cercherò di modificare meglio il video. Però potete trovare questi ultimi sul mio blog. Allora, ragazzi, io quello che vado a fare adesso è abbassare intanto lo schermo. Qua ci sono le zucchine. Questo sembra bruciare la salsa di soia, quindi non ci fate caso. E vado a mescolare i peperoni, che sono molto saporiti, e il petto di pollo, cipolla con le spezie, salsa di soia, insomma, di tutto e di più all'interno della ciotola. Quindi andrà a insaporire le zucchine. Che io non ho né salato né niente,
Non mettete sale perché la salsa di soia è già salata. Ve lo dico perché magari fate una frittata. Io ho messo le spezie, questa volta ve lo dico, ho messo curcuma, un po' di curry, zenzero e un pochino di pepe nero. Stop! Perfetto, io vado a distribuire sulla base che vi ho già detto che è fatta con 200 g di farina, 70 ml di acqua e 50 ml di olio di semi. Comunque trovate tutto nella playlist torte salate e company e l'ho spolverizzata con pangrattato. Scusate per il rumore, solita cosa. Okay. Come vedete riempie proprio alla perfezione. Io questo petto di pollo lo metterei un pochino più in qua. Così. Va bene. Aggiungo la mozzarella. Come ho già detto non ci sono uova perché essendo che c'è il petto di pollo io non voglio aggiungere altre proteine. Mi sa che gliene devo mettere anche un'altra mozzarella perché altrimenti viene secca. Cioè c'è la zucchina, però voglio andare sul sicuro. Oh no, no, anzi no, ci ho ripensato, va bene così. Poi se avete del parmigiano potete cospargerla con quest'ultimo. Ora a questa quiche ci diciamo ciao ciao perché andrà a cuocere per 25-30 minuti. Allora io metto 25, poi in caso aggiungo. Eccomi! Esatto, col parmigiano fa la crosticina. Io non l'avevo, per questo non l'ho messo, altrimenti l'avrei aggiunto. Allora mi vado a leggere i commenti perché grazie, ma ho fatto quello che ho creduto giusto. Il sud è bellissimo. Alle volte uno si allontana, specialmente la Sicilia è circondata da mare e spiagge bellissime. È vero. Però posso dirti anche una cosa, io vedo molto. Io sono siciliana, l'ho detto più volte. Chi mi conosce lo sa e ne vado orgogliosissima e fiera. Però ragazzi, io ieri per esempio sono andata a mare a Campofelice di Roccella e c'erano carte e cartine, cicche di sigarette, queste cose a me non piacciono. Io sono andata in Sardegna e in Sardegna questa cosa non c'è. Devo essere onesta e sincera. Purtroppo non c'è questo culto, mi si levo i capelli,
non c'è questo culto del mantenere le spiagge pulite ed è una cosa molto negativa per noi siciliani che appunto abbiamo bei posti. È un peccato, c'è gente molto incivile, ma non solo qua, stiamo parlando da tutte le parti. Però ho notato che in Sardegna questa cosa non c'è. Cioè, le spiagge dove sono andata io erano pulitissime, non c'era una cicca di sigaretta a terra, e il mare era proprio cristallino e di conseguenza. Cioè, io l'altro giorno ho sentito che una delle la prima spiaggia più bella di Forza Italia, dell'Italia, si trova qui in Sicilia, non mi ricordo qual è però, eh. E al secondo posto c'è la Sardegna. A me viene già fame. Irex, che bei colori questa ricetta. Sì, ho cercato di rendere più colorata possibile. Siccome ho fatto le ultime 3 ricette che sembravano lame di colori, quindi ho detto cerco di fare una ricetta abbastanza colorata. Sì. Irene, scusa la mia domanda, ma poi queste cose che cucini in live, poi le mangiate la sera o le conservi per la domenica? Perché noi qui il sabato sera pizza per tradizione. Allora, io la domenica mangio la pizza, sono ritornata ragazzi. Ebbene sì, ebbene sì, io la domenica sono tornata a mangiare pizza. Avevo l'astinenza, cioè io arrivo, no, però non la cucino io ragazzi, mi dovete perdonare per questo, ma la vado a ordinare in pizzeria e poi me la porto a casa e me la gusto. Però trovate sempre la ricetta sia della pizza con il lievito madre che con il lievito di birra sul mio canale YouTube e sul mio blog. Su YouTube, nella playlist torte salate e company. Quindi, in sintesi, io quello che ho preparato adesso me lo mangio stasera. Poi, giustamente, come ho detto anche in precedenza, si può gustare anche freddo questa quiche e di conseguenza la si può riscaldare per il giorno dopo, intendo. Ciao sbalorditivo! Ciao! Che non eri iscritta nemmeno. Ma guarda, sbalorditivo, che sei simpatico. Sì, non sono iscritta al tuo canale. Non sono iscritta al tuo canale perché i contenuti che tu porti non mi piacciono. Che ci devo fare? Io sono sincera, anzi dovreste voi apprezzare la mia sincerità e la mia onestà, perché in pochi vi dicono quello che una pensa. Io ve lo dico, quindi... Sì, sempre il rispetto, Sweet Sabri, è la prima cosa, è la chiave di tutto. Come ho detto nella scorsa live, dove parlo dell'amicizia, il rispetto è alla base di ogni rapporto, che sia di amore, di amicizia, come ho detto poc'anzi, o eccetera. Allora, buonasera, ho invitato un po' di amici Irex. Chi qua nella live? Se è così mi fa piacere. Sì, io vado matta per i peperoni, ma Momo, io vado matta per i peperoni. Poi da quando ho capito che possono essere digeribili cuocendole a lungo, posto. Proprio io mi ci farei il bagno nei peperoni. Vi ho letto, non ho ascoltato Irene, ero al telefono. Vabbè, dici, poi se vorrai ti riguarderai la live, se vorrai naturalmente. Alla pizza non si rinuncia, verissimo, verissimo. Pizza forever. Noi mangiamo la pizza il venerdì, la faccio io al 99%, l'ho fatta su pietra, viene come pizzeria. Io su pietra, mi pare che una volta
quando ero a casa dei miei genitori, ho comprato la piastra, quella in pietra, però il forno, il loro forno, questo che sto usando adesso, che è il mio, che è super potente e quindi cuoce benissimo la pizza. Però, come vi ho detto in numerosi video, questo forno ha un grandissimo, grandissimo difetto ed è dello Ariston. Ha un grandissimo difetto, cioè quello di sballare le cotture delle torte, dei dolci. Se non si sta attenti con questo forno, si rischia o che la torta diventa troppo dura, o che la torta non lieviti, o è pericoloso con le torte questo. Infatti molte volte le torte che voi vedete mi vengono basse non perché io sbaglio il procedimento e tutte queste belle cose, ma perché lui ha la giornata sì e la giornata no, come ho detto molte volte come le persone. Lunatico. A proposito di luna di ieri, no? E di conseguenza così. A volte fa lievitare le torte e a volte no. È così, un terno all'otto. Bisogna prenderlo com'è. Sei cattiva. Sì, io sono cattiva di natura, sbalorditivo. Io non mi si vede dalla faccia che sono cattiva. Dagli occhi pure. Io sono pericoloso. State attenti quindi. L'importante è che mi presenti bene tua sorella. Ai, ai. Io in estate la compro sempre d'inverno, la faccio spesso. Ma che cosa? Ah, la torta salata. Like 17, buon pomeriggio, sono passato per un saluto. Grazie Davide, gentilissimo, gentilissimo. Buon proseguimento di giornata anche a te. Comunque è meglio come te che non ti iscrivi che quelli iscritti è come se come se non esistono. Infatti, è sempre il discorso che io vi faccio ogni volta. Cioè, è inutile iscriversi a un canale per poi non guardare i suoi video. Poi molte persone fanno questo giochetto per prendersi un iscritto in più. E questo a me non va. Cioè io preferisco essere trasparente con voi e dirvi tu mi piaci come canale, tu no, ma non perché mi fa antipatia, ma perché i contenuti non mi interessano, non suscitano il mio interesse. Sweet fa troppo caldo, qui da me accendono pure il forno, facciamo la sauna poi. Ai ai ai, sì. Meno male che il forno anche in taverna. Di solito come la prendi la pizza? Allora, io la pizza mi piace la classica margherita, perché la margherita, se fatta bene, ti godi tutti i sapori, esalti tutti i sapori. Oppure quella con le cipolle. Però le cipolle, attenzione ragazzi, non fraintendetemi, perché le cipolle, se cotte bene, quindi precotte magari e messe sulla pizza, vanno bene. Però se si mettono sulla pizza, così a crudo, la cipolla rimane cruda. Conseguenza, quest'ultima non è digeribile. Quindi deve essere ben cotta. Se è ben cotta, siamo d'accordo, tutto a posto, mi piace. Però, se no, no. Altrimenti, un altro tipo di pizza che mi piace è la romana, con quindi il prosciutto cotto. A voi invece, che tipo di pizza vi piace? Allora. No, le cipolle, se cotte bene, sono buonissime, infatti. Grazie Nunzio, anch'io ti stimo, lo sai. Ti ammiro per come sei, per quello che fai, cioè per
tutte le ricette che proponi, così. Se voi, anzi, io ho tutti quelli che siete in elenco, siete in 12 persone, iscrivetevi tra di voi, perché a me fa solo piacere, perché siete dei bei canali. Magari Patti no, perché Patti non fa video, però Patti guarda. Però se volete, fate voi, dai. No, io non posso andare fuori. Sono 8 anni che non faccio una vacanza, però spesso sto via una giornata nei paesini intorno alla mia città. Basta poco, Bijou, basta veramente poco per cambiare aria, è quello il discorso, perché sai, sempre il solito tram tram, sempre la solita routine, sempre le solite cose. Non dico, dopo un po' stancano, cioè non è che a me non mi stancano, però arrivi a un certo punto che hai bisogno di relax, di essere servito e riverito. Io infatti non vedo l'ora di farvi i video che poi vedrete appunto, penso martedì prossimo, non questo, martedì prossimo ancora, poi al ritorno dalla mia vacanza che io monterò un video dove farò foto di immagini di cibo, di cose varie, dei posti. E lì già è diverso perché tu sei servito e riverito, non devi fare nulla se non goderti la vacanza e il relax. No, io senza tonno però. Momo, io senza tonno la pizza. Perché tonno, voi lo sapete, e ora vi dico anche questa cosa, che forse molti di voi non sapranno. Il tonno che troviamo nelle scatolette è già cotto, già precotto, anzi non cotto, precotto. Questo che significa? Che se si va a ricuocere si formano delle sostanze negative. Io lo faccio ugualmente, molte volte, tipo nella pasta col tonno, però è preferibile metterlo a crudo, cioè eliminate l'olio e lo mettete così come lo trovate, è meglio. In questo caso, Momo, magari le scatolette del tonno non erano fresche, messe sulla pizza, quindi ricotte, hanno sprigionato queste sostanze. È arrivato mio marito, non so se sentite il garage. Aggiungo ogni tanto un po' di acciughe e non mi dispiace nemmeno il peperoncino sulla pizza. Io, guardate, ecco, mi ha fatto ricordare una cosa. Io, intanto che adoro il peperoncino in ogni salsa, ma l'olio, quello al peperoncino che hai mostrato tu in video, Nunzio, io lo adoro sulla pizza. Lo adoro perché veramente è un'esplosione di sapori in bocca, è favoloso, favoloso, favoloso. Però se non siete tolleranti, come si suol dire, non tollerate bene il peperoncino e quindi il sapore piccante, ve lo sconsiglio, perché se no andate a fuoco. Io lo tollero benissimo perché anche una volta, tempo fa, una persona mi ha detto: Irene, mangiati così per prova, per scherzare, mi ha sfidato in sintesi, mi ha detto mangiati i peperoncini quelli piccoli, che sono quindi a maggior ragione più piccanti. L'ho provati e lei non ci credeva che io riuscivo a resistere. Bene, l'ho provati, sono stata tranquilla, bella, beata, perché io ho una grande sopportazione sul piccante. Margherita. A me tutte, soprattutto con i frutti di mare, la pizza e i funghi. Ma veramente sbalorditivo. Un'altra cosa, mi hai fatto ricordare pure tu, i profiterol. Mamma mia. Io insieme al tiramisù è il mio secondo dolce preferito. Non sto scherzando. Se è fatto bene, come l'ha fatto Nunzio,
E con il cioccolato fondente, fondente però buono, tipo quello Lind, fuso sopra, è la fine del mondo, la morte sua. Ci sono canali che mi hanno deluso per argomenti poco piacevoli, litigate, offese, eccetera, e quindi è anche intelligente disiscriversi senza polemizzare. Io penso che se un canale non piace, basta fare una cosa. O disiscriversi, o cambiare canale, fare zapping e quindi non guardare i video. È una questione di logica, ragazzi, non è che ci voglia chissà che per arrivarci. È inutile creare polemiche e contrasti su YouTube, dato che già ce n'è tanti nella vita reale. Ma perché dico io? Perché ognuno, io penso che si debba fare sempre il proprio. Lo so che tutti non la pensano come me, lo so perché la maggior parte della gente sul dissing, su tutte queste cose ci marcia, ma a me ne frega niente. Ritorno sempre al solito discorso, che a me ne frega niente degli altri, perché io mi guardo il mio. Io stasera preparo pizza margherita con bresaola e rucola. Non mi scritto tesoro mio. Sono contenta che vi state iscrivendo a vicenda. A che serve? Ma non lo so a cosa serve. Ti ripeto, pensano la gente che litigando siamo d'accordo. Aumenteranno le visual in quel periodo, ma tutto passa nella vita. Cioè, ci sarà quel momento in cui avranno un picco di ascolti, come si vuol dire anche in TV, un picco di ascolti enorme, ma poi arriveranno al punto che nessuno li calcolerà più perché quella cosa passerà di moda, sarà passata di moda. Quindi io penso che è meglio portare contenuti validi, contenuti interessanti, contenuti che possono aiutare gli altri con idee di cucina come faccio io, con idee creative come fa Bijou. Eh, Così. Cioè, non è che ci voglia tanto. La gente, fateci caso, perché secondo voi ognuno di voi apre un canale? Apre un canale perché intanto si trova affine con quella persona, ma è poi anche per svagarsi la mente e non pensare sempre alle solite cose. Io me la vedo così, quindi se tu apri un canale e vedi scontri, vedi litigate, vabbè, tu aprirai magari quel canale per curiosità, quel video lo aprirai per curiosità, ma poi ciao, ti saluto. Mm, fai un no della pizza. Ah, Irex, allora per farti perdonare devi invitarmi a mangiare i profiterol che prepari tu e naturalmente deve esserci anche tua sorella. Sei fissato con mia sorella, eh? Poi ti perdono e chiudo un occhio. Comunque con mia sorella, a proposito di mia sorella, lunedì, io ieri ho registrato un video molto particolare, diverso dal solito, che sarà nei contenuti extra, nella playlist contenuti extra, quindi non c'entra niente con il mio canale, però è molto particolare, cioè io, per le persone, se adorate gli animali, non perdetevi il video di lunedì. Io già vi posso fare la programmazione dei video della prossima settimana. Lunedì questo video che vi ho accennato poc'anzi. Martedì il video dei preferiti del mese con tutte le vostre foto, quindi se voi ancora non mi avete inviato quest'ultime, cioè i vostri scatti, delle mie ricette replicate da voi, potete farlo in direct su Instagram o via email. Io vi scrivo l'email qua nella chat, sulla chat,
Così chi vuole potrà mandarmi le foto. Oppure Instagram, me lo scrivo anche Irex Fornelli, se volete, ma non c'è bisogno. Irex Fornelli è il mio Instagram. Tutti i miei social sono con questo nickname. E poi giovedì farò un video, un pre-video pure extra. Insomma, la settimana sarà così, di video particolari. Fatti dolce, anch'io sono quello che vedi, anche perché se sei diverso prima o poi vieni a galla. Esattamente. Se si ha di emergere sul mondo di YouTube, prima o poi lo si fa. Magari non sarà oggi, magari non sarà domani. Ci vuole costanza e passione in quello che si fa. Prima o poi le persone lo noteranno. Il mio suggerimento è questo, io non è che ho un canale grande, ho un canale piccolino, calcolate che l'ho aperto lo scorso luglio, cioè lo scorso anno, però non mi posso lamentare, io sono contenta così in questo momento, perché non è che si può pretendere di crescere dall'oggi al domani, anche perché ci sono tanti canali emergenti, tanti, tantissimi, che aprono anche sulla base del non nulla, che non c'è niente in quei canali, però li aprono e quindi, oppure è difficile confrontarsi con i big, gli youtuber, proprio youtuber, chiamatesi così. Però, ripeto, ognuno si fa il proprio. Io ho aperto un canale per farmi arrivare meglio l'acqua in casa. Mi ha fatto piacere una cosa, mia moglie ha cercato Chef Nunzio, tanti ragazzi, tante persone in generale mi hanno nominato nei titoli dei loro video, gratificante, certo che è gratificante. Cioè io, per esempio, che i bijou di Ricca e Mari ha pubblicato la rivisitazione dei miei peperoni, dei miei cordon bleu di peperoni, mi ha fatto tanto piacere. Per me è un onore. Per me è un onore, perché significa che io, che quello che faccio, mi piace. Sì, ancora non l'avevi fatto? Sbalorditivo. Ancora non l'avevi fatto? Ai ai. Allora, scherzo naturalmente. Vediamo se è pronta. In caso aggiungo 5 minuti perché ho messo 25. Allora. Allora, io metterei un 5 minuti, ma è cotta però. Io li metto così. Sì, sì, no, lo so, Patti. Infatti lo so che mi ha mandato le foto, anzi io vi ringrazio ti ringrazio, non vi ringrazio, ti ringrazio per tutte le foto che mi mandi ogni mese. Sono contenta che ti trovi bene, che ti piacciono veramente. Sono felice. Mi è dispiaciuto un pochino del flan di zucchine che non ha conquistato tutti, però come hai detto tu, è questione di gusti, no, può piacere e non può piacere. Va a gusto personale. Allora, io vi scriverei in chat anche il link del blog, così chi vuole può andare a dare un'occhiata. Solo, che sto navigando per mettere il link giusto. Ok.
Quindi trovate tutte le ricette che io pubblico di video qui. Allora scrivo il mio blog. Fatto. Quindi avete in chat anche il link del blog. Ciao Lady Anime, sei nuova? Se sei nuova ti invito ad iscriverti, se ti va, e a regalarmi un like in più. Condividete la live, la diretta sui social per farmi conoscere a più non posso. Allora, comunque Irex, mi ero sentita male per la cipolla. Avevo messo la cipolla di Tropea e sapeva di spirito. Oddio! La sera sono arrivato a casa con la febbre a 41 e avevo brividi. Hai avuto un'intossicazione alimentare, in sostanza. A me è successo l'intossicazione alimentare con le fragole. Con le fragole. E mi è successo una volta anche, vi devo dire questa cosa, che molti di voi si sconvolgeranno, però io, siccome ho lo stomaco molto delicato, se poi assimilo tutto, quindi se sbaglio una cosa è finita. Una volta mi è venuta l'intossicazione con il pesto di basilico, quello confezionato, quello che è nei barattoli, bene, mi è venuta con quello. Quindi c'è di stare attenti. Ciao Sweet Sabri, grazie per essere stata qui con noi. Sono contenta Lady Anime che ti piace il mio canale. No, non sono nuova, io sono stonata, non ci fate caso, perché veramente, non sto scherzando. Io ci vado spesso sul blog perché trovo gli ingredienti scritti, esattamente, perché lì li vedi in 3D, cioè qua sui video li vedi, a meno li vedi bene, però devi aprire a tutto schermo proprio per vederli nel dettaglio. Lì sul blog non ci sono scuse, insomma. E sono già iscritta, non ti preoccupare, Lady. Una volta a me per la Pasquetta anche con la carne di maiale l'intossicazione. Io con la carne, lo ripeto, ho un brutto rapporto. La torta salata è pronta, quindi la esco. Come avete visto, non è che ci voglia tanto, ho preparato. Bellissima, bellissima. Fantastica. Un attimo solo, Faccio vedere in 3D. Ditemi cosa ne pensate. A me l'aspetto piace tantissimo. Veramente. Non vedo l'ora di mangiarlo stasera. Cioè, vedete cosa io devo fare per mangiare carne? La devo mescolare ad altri ingredienti, così sento meno il sapore e mi viene più facile. Allora, molto bella, grazie, grazie. Sono contenta che ti piace, Patti. Sono veramente felice. Allora, se voi avete qualcosa da scrivermi, bene, altrimenti io per oggi chiuderei qui. Così è una live breve e le persone che hanno momento libero hanno magari la possibilità di guardarsela e di visionarla fino alla fine, il che non guasta. Ditemi voi. Si fa così, bravissima, grazie, si fa così.
Gentilissima, veramente gentile. Ah, comunque vi voglio dire grazie e sono contenta e felice che la nuova sigla che ho introdotto nei miei video vi piaccia. Sono veramente entusiasta di questo perché ero indecisa fino all'ultimo se cambiarla o meno. Poi ho detto e mi sono detta: è inutile, Irene, che tieni una sigla che non ha niente a che fare col tuo canale. Il tuo canale parla di cucina e quindi devi trovare una sigla che sia pertinente e adatta a questo argomento e a questa tematica. E quindi l'ho voluta cambiare. Però sono contenta perché tutti voi, non c'è stata una persona che mi ha detto: Irene, questa sigla fa schifo. Tutti voi mi avete detto: Irene, la sigla è stupenda, cioè dura pochissimo, è ancora più breve della precedente, quindi che dire. Che cosa? Che gli rispondi però, Irene, a questi? Lei ha appena detto ok, ma che cosa? Cosa, Bijou? Mm. Ciao Elisabeth. Ok, quindi io direi che ho detto tutto. Vi ripeto, se volete, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, ma so che già quelli che siete in elenco già fate parte della mia famiglia virtuale. Io vi invito a seguirmi sui social, Instagram, Twitter, Pinterest, mi trovate sempre con il nome di Rex Cornelli. Vi invito a visitare il mio blog e niente, vi auguro uno splendido weekend. Direi che per oggi va bene così. Ciao sorellina, ciao Cucetta. Ho parlato poc'anzi di te, ma sto staccando perché ho finito la live e faccio rivedere un attimo la torta salata che ho fatto. Visto? Poi se volete che rimanga ancora in live, scrivetemelo, eh. Cioè, magari mi dite Irene, non te ne andare, o Irene rimane ancora con noi, non lo so. Cioè, voi dovete essere a scrivermelo, perché se no stacco. Visto, prima mi nominavi Elisa, Patti, hai visto che è arrivata? Ah, vuoi sapere cosa? Niente, ho detto che lunedì ci sarà un video con te. Il video è quello che abbiamo girato ieri. Però non dico di che cos'è, perché sennò manca poi la curiosità. E quindi lo dirò, cioè lo dirò, lo vedrete lunedì. Mi scrivete allora così lo so. Però dai, mi sa che chiudo, dai. Va bene. Ok, io vi auguro uno splendido weekend, ragazzi, e ragazze. Vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto in questa ora e mezza di live. Vi mando un bacione grandissimo.